Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Paresseuse, par essence, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresses de toutes les matières. C'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive. C'est la ouate de toutes les matières. C'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, c'est la ouate passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate, c'est la ouate, c'est la ouate, c'est la ouate, c'est la ouate. Elle déchire les pages. Antonino, a te la linea. Oh, grazie cara Natalia, alle 18, 12 minuti e 47 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà avete ascoltato Caroline Loeb, C'est la ouate del 1987, un grande momento di Milano da bere in questa ripresa della puntata numero 1117, non dimentichiamolo, il chilometro Zoom stasera. 0292947222, il telefono è ancora aperto, fate a tempo se volete a dire la vostra, oppure 340 670 9659, altrimenti noi proseguiamo la nostra trasmissione. Siccome siamo ancora nella parte dedicata ad agricoltura, pesca e dintorni, vi stavo per leggere prima del liberamente il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti questa notiziola che arriva da Italia Oggi, l'ha scritta il collega Marco Capisani, che voglio salutare. GDO a scaffale quasi 2 prodotti su 10 sono a marchio del distributore. Sentite un po' qua. La marca del distributore raggiunge ormai una quota di mercato del 30,4%. I suoi prodotti coprono il 17,4% di tutto l'assortimento a scaffale, quindi quasi 2 prodotti su 10 di quelli che il cliente vede esposti. La marca del distributore cresce con le vendite dei prodotti alimentari di primo prezzo più economici, più 3%, ma soprattutto ha accelerato nel 2025 grazie ai prodotti funzionali, più 19%, mediamente più cari come quelli bio, free from o arricchiti. Secondo il 22esimo rapporto marca sull'evoluzione della marca del distributore, elaborato da Circani in occasione di Marca by Bologna Fiere e ADM, Associazione Distribuzione Moderna, Kermesse che si è conclusa ieri, c'è però da considerare l'incremento di prezzo della private label, più 1,4 superiore a quello dell'industria di marca. Quindi la marca privata piace perché è conveniente, ma anche perché si dà fiducia ai prodotti con lo stesso nome delle insegne distributive che li vendono, posto che la decisione finale d'acquisto resta sempre un bilanciamento tra costi accessibili rispetto ad altri prodotti e qualità percepita.
Comunque sia, questa dinamica permette di ridurre la pressione promozionale. Perché io vi leggo questa notiziola? Per un motivo molto semplice, cioè i prodotti a marchio, pensate per esempio al latte, sono dei prodotti che comunque per essere venduti a un prezzo ridotto, molto spesso, per carità, hanno qualità, nessuno dice di no, ma quella qualità non sempre è a pari del prodotto della stalla o della centrale del latte che trovate accanto sullo stesso scaffale, che costa un po' di più. Quindi pensate anche a questo quando fate gli acquisti. Berengario, pronto? Pronto, buonasera. Mi dispiace chiamare, avevo mandato un vocale, ma poi non sapevo se riuscivo ad ascoltare o meno per via. Sono in viaggio perché sto ancora lavorando. Non ti preoccupare, Berengario, dimmi tutto. Ecco, è una difficoltà che io sto incontrando ogni volta che vado da Roma in Abruzzo, che devo andare a Giuliano, andare sulla costa. Devo passare Gran Sasso. Sono anni ormai che viene concesso l'uso solo di una corsia per senso di marcia. Più che altro c'è da concedere anche l'uso del telefonino, visto e considerato che uno telefona, ma siamo arrivati, è rimasto sospeso nel grande mondo del telefono. Berengario, guarda, fai una bella cosa, mandaci un messaggio perché se no non ci arriviamo più. Lisetta, pronto? Buonasera signor Tonino. Allora, mi è venuto in mente, ho un'idea da dire, poi che sia giusto o sbagliata. Allora, signor Tonino, perché l'acqua dovrebbe essere gratis? Allora, mi sembra che i 4 elementi componenti fondamentali della natura sono aria, l'acqua, la terra e il fuoco, no? Quella volta che ho studiato a scuola. Sì. Da cui tutta la materia è composta. Allora, l'acqua è riconosciuta come un diritto umano, mi sembra, universale, non una merce di scambio per profitto. Gestione e distribuzione da vari enti devono essere basate su principi, secondo me, di interesse pubblico e di bene comune, garantendo l'accesso a tutti i cittadini. E allora, secondo me, sempre, questo significa che la fornitura d'acqua e la gestione delle risorse idriche non dovrebbero essere soggetto a logiche di mercato e che i gestori di questa fornitura devono dare un resoconto pubblico di costi di esercizio annuale complessivo, comprese le spese del personale. E poi aggiungo che l'acqua per i consumi, signor Tonino, domestici, deve essere moltissimo calmierata, quale elemento, dico io, primario dell'umanità, per igiene personale, bevande, termoidraulica e cultura alimentare. A livello di uso industriale ed agricolo si può capire un tributo, ma per l'uso privato in case senza piscine restano per una famiglia degli importi di spesa ingenti, come la sottoscritta. Altro che libero accesso, signor Tonino, all'acqua secondo la legge. Come l'ossigeno, dico io, l'acqua è fonte di vita e deve essere gratuita. La saluto e buona serata. Grazie. Per carità, l'acqua dovrebbe essere gratuita, io però mi chiedo chi è che deve mantenere gli impiegati dell'acquedotto, i tecnici, quelli che posano i cavi, quelli che fanno la manutenzione agli invasi e così via. E quelli chi li paga? Altra telefonata, Berengario, ci sei? Sì, spero di non incontrare un'altra galleria. No, allora visto il lavoro che faccio, io giro tanto, capita che almeno una volta al mese vado da Roma in Abruzzo fino a Giulianova, Pescara, eccetera. Mi capita praticamente sempre di passare sotto il Gran Sasso. Il Gran Sasso è a pagamento, cioè un tratto di autostrada, giustamente, noi non siamo in Unione Sovietica dove si pretende che l'acqua sia gratuita, ma deve essere a pagamento tutto, un minimo. E il discorso del Gran Sasso però è una mezza truffa, in quanto io quando la uso, quell'autostrada, la pago e costa pure tanto, ma la pago volentieri perché mi fa risparmiare 3 ore. Però c'è una sola corsia per senso di marcia aperta e sono ormai da prima del terremoto dell'Aquila che è così. Non è giustificato il fatto che ci siano quei conetti sparti traffico che bloccano la possibilità di usare a pieno una galleria lunga 15 chilometri. Io mi chiedevo se era possibile tramite la radio far sapere al ministro Salvini di metterci mano, perché non esiste che un traforo storico famoso in tutto il mondo debba essere trattato, cioè gli utenti debbano essere trattati in quel modo da
dalla società amministratrice. Ecco, io ringrazio, resto in attesa ascolto per radio. Grazie, buon lavoro, grazie. Grazie a te. Mi pare che tu abbia fatto già la segnalazione qui in radio, ci auguriamo che naturalmente venga raccolto. Io ho qui un articolo del capoluogo d'Abruzzo, 16 settembre del 21, e spiega perché si continua a percorrere il traforo su un'unica corsia, i problemi da risolvere per tornare alla normalità. E dice cosa si spiega. C'erano degli episodi, non tutte le volte che venivano effettuati i lavori si sentiva cattivo odore, ma tutte le volte che si sentiva cattivo odore stavano effettuando lavori. Così terminava la prima parte d'approfondimento del capoluogo.it, relativo al sistema Gran Sasso, col delicato equilibrio tra traforo, laboratorio e autostrade. Gli episodi risalgono agli anni 2016-17, quando si sono registrati cattivi odori provenienti dall'acqua potabile. Le analisi hanno escluso qualunque ipotesi di inquinamento rischio legato al consumo umano di acqua, essendo i parametri di potabilità sempre nella norma, ma restava il fastidio di un odore poco gradevole che veniva fuori dalle tubature. Il cattivo odore arrivava con i lavori di manutenzione dell'autostrada, del traforo. Ecco appunto, quindi alla fine qual è il problema di questo benedetto della percorribilità? La messa in sicurezza, insomma, si tratta di... Qua io leggo che per ripristinare anche la normale percorribilità del traforo si prevedono importanti lavori che isolino totalmente le condutture principali dalla sede autostradale. Non si tratterà però soltanto di chiudere i punti di contatto tra strada e condutture, come possono essere le botole presenti nelle pressi delle colonnine SOS, che portano direttamente alle stesse condotte. Servirà un'imponente opera di impermeabilizzazione con nuovi canali realizzati con materiali adeguati. Opera che richiederà tempo e soldi. Nel frattempo il traforo resterà transitabile solo a corsia unica e a bassa velocità. Quindi evidentemente, almeno mi pare di capire che molto probabilmente c'è da fare qualche lavoro di impermeabilizzazione. Il traforo tra l'altro è pure lungo la bellezza di qualcosa come 13 chilometri, se la memoria non mi inganna, per cui ci vorrà chiaramente un po' di tempo prima di sistemare tutto quanto, mi pare di capire. Va bene, adesso torniamo a parlare di agricoltura. Io ho sentito il presidente di Apoconerpo, Davide Vernocchi, che rappresenta insomma le big del mondo dell'ortofrutta, e tra cui anche una serie di consorzi, e parliamo delle nuove norme sui fitosanitari. L'ideologia green impone di non utilizzare più questa roba e naturalmente dice il buon Vernocchi, allora a questo punto non ci resta che zappare a mano, ammesso che si trovi qualcuno che lo voglia ancora fare. Vai pure Natalia, per favore. E allora io stasera ho il piacere di ritrovare il presidente di Apoconerpo, Davide Vernocchi. Presidente, senta, io ho qui tra le mani alcune sue dichiarazioni a proposito della questione dei prodotti fitosanitari, cioè lo stop dei prodotti contenenti residui di sostanze vietate in Europa. E lei dice: di questo passo non ci resta che zappare, ammesso poi di trovare qualcuno che lo faccia. Ma che sta succedendo? Esatto. Scusi. Sta succedendo che comunque da diversi anni, da che è partita una forte onda ambientalista legata molto al Green Deal, si è instaurato un meccanismo normativo tale per cui N molecole che noi normalmente utilizziamo per la difesa delle nostre colture, che possono essere degli insetticidi, fungicidi, qualcuno li definisce pesticidi, noi li chiamiamo agrofarmaci, che sono indispensabili per difendere le nostre colture da chi? Che possono essere degli insetti, dei funghi o delle malerbe, nel caso specifico parliamo di diserbanti. Nel momento in cui non abbiamo più a disposizione questi strumenti produttivi, è chiaro che come riusciamo a produrre se non abbiamo i mezzi? E quando parliamo di frutta, nel caso specifico, parliamo di colture che hanno dei costi di produzione molto alti, che superano i 20.000 euro per ettaro. Arriva una cimice che mi fa un danno
del 50-60% del prodotto, è chiaro che la coltura va in crisi, la redditività della coltura va in crisi, l'azienda agricola l'abbandona. Se parliamo di zappa, se mi vietano certi prodotti che ci permettono di contenere lo sviluppo delle infestanti, chi è che va a togliere le infestanti che nascono in campo, che vanno a pregiudicare la produzione o la possibilità di intervenire? Non ci sono mezzi tecnici, ed è il motivo per il quale siamo molto preoccupati. Aggiungo un altro passaggio molto importante, che purtroppo il quadro normativo al momento non ne tiene conto, ma che deve tenerne conto. Tutta l'evoluzione tecnologica messa in atto nelle campagne attraverso i PSR o i PNR relativi alla messa in sicurezza degli operatori, relativa alla distribuzione degli agrofarmaci in campo, ha raggiunto dei livelli di precisione e di sicurezza talmente alti, tali per cui la cosa ci permetterebbe di mettere in sicurezza l'uso di questi prodotti che qualcuno, ripeto, definisce pesticidi, ma che per noi sono le medicine delle nostre piante. Questo è il tema. Certo. Ecco, ma come si esce da questa situazione veramente assurda? Anche perché quanto danno vi causa? Perché Apoconerpo, stiamo parlando delle principali cooperative e soprattutto aziende che si occupano di frutta e di trasformazione anche della frutta. Mi corregga se sbaglio. Assolutamente. Allora, lasciamo al di là di Apoconerpo, nel nord in Italia si coltivano più di 50.000 ettari di pomodoro. Se ci tolgono il diserbo per la coltura, è chiaro che il danno economico che ne deriva alla filiera diventa incalcolabile. O se ci tolgono le molecole per il contenimento delle cimici, il danno anche in questo caso è altrettanto importante. Considerate che per quanto riguarda il pero, nel giro di 6-7 anni la superficie del pero si è più che dimezzata. Qual è il danno economico, sociale per il territorio? A nostro modo di vedere, al di là delle aziende agricole, dei nostri produttori soci, è incalcolabile. E qui bisogna fare chiaro una scelta di carattere politico. Vogliamo continuare a produrre in Italia oppure accettiamo l'importazione di prodotti che viene dall'estero, da tutti i prodotti? Devo dire che sicuramente il ministro nostro dell'agricoltura sta facendo il possibile sia in Europa che in Italia. Io questo gliene do atto, al di là di quelle che possono essere appartenenze politiche discutibili, però sicuramente il Ministero sta facendo il possibile. È chiaro che deve esserci anche una struttura che lo sostenga in maniera adeguata a partire dall'Europa. Questo è il tema. Infatti. Senta, ma in questo momento, no? Tra l'altro, lei giustamente dice, in questo provvedimento non si tiene conto dell'evoluzione tecnologica che ha interessato negli anni la distribuzione degli agrofarmaci, si considera la tossicità della sostanza, ma non il modo in cui viene applicata, che è un aspetto tutt'altro che marginale. L'accoppiamento trattore-botte di 30 anni fa non è paragonabile al cantiere trattore atomizzatore di oggi, anche perché, voglio dire, questi oggi dosano al piccolitro, proprio alla goccetta microscopica, mica come andavano una volta che spruzzavano tutto attorno e arrivederci e grazie. Proprio così, una volta avevamo gli agricoltori che con una benda che si mettevano davanti al naso distribuivano questi agrofarmaci in maniera veramente irrazionale, e non a caso il tasso di tumori all'intestino, soprattutto in Romagna, era altissimo. Ma adesso la partita si è riequilibrata in maniera assolutamente corretta, non saprei come definirla diversamente, per cui adesso è puramente strumentale e ideologica tutta la partita che si sta discutendo, e credo che se vogliamo salvare la produzione italiana, anche da questo punto di vista bisogna cominciare ad apprezzare l'impegno che gli agricoltori stanno mettendo in campo in questa direzione. Ecco, lei appunto stamattina ne parlava con Italia Fruit News, voglio citare anche
la fonte, e in particolare lei dice il tema resta la possibilità stessa di produrre. Senza alcune sostanze chiave la produzione diventa estremamente complessa, se non impossibile. Senta, ma me la spiega una cosa? Ma perché lei, che voglio dire ha dedicato una vita a queste cose e quindi ne capisce, perché la parola che lei, le sue parole pesano meno di quelle di 4 invasati che vanno a Bruxelles e dicono non dovete inquinare? Io ho l'impressione che dietro ci siano delle lobby. Mancare di rispetto, no, ma io ho l'impressione che dietro ci siano degli interessi, delle lobby che vanno fuori, al di fuori delle mie conoscenze, perché nel momento in cui si spiega che nel momento in cui non riusciamo più a produrre in Italia una pera o un pomodoro, che diversamente deve arrivare da oltreoceano, da oltremare, dove tutti sanno quello che è il livello di non sicurezza che viene adottato in questi paesi, secondo me la signora Maria lo capisce al volo. Per quello che credo che dietro ci siano degli interessi che vanno oltre e bisogna aprire gli occhi e iniziare a essere più razionali. Questo sicuramente. Senta, Presidente, e ora quali saranno i suoi prossimi impegni? Allora, adesso è in atto, c'è stata una proposta di un provvedimento omnibus da parte della Commissione europea che sta revisionando un po' tutta la normativa. È un'opportunità importante, ci stiamo lavorando affinché appunto si trovi un equilibrio, anche perché, ripeto, siamo arrivati al punto che qualunque moleccola che ad oggi ci tolgono, noi perdiamo una cultura, e l'Italia è un po' la culla delle coltivazioni mediterranee. Solo nel mondo ortofrutticolo sono oltre un centinaio le specie ortofrutticole e abbiamo la responsabilità di salvaguardarle, anche perché la nostra cucina passa proprio da queste peculiarità che riusciamo a coltivare solo nel nostro paese. Molto bene. Allora, Presidente, io la ringrazio del suo tempo e avremo modo di risentirci. Perfetto, la ringrazio anche a lei. Grazie. Buona ancora, giornata. buon lavoro di nuovo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Antonino, a te la linea. Antonino, a te la linea. Eccomi.
Le 18, grazie Natalia, le 18:34 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1117 di Zoom. Al telefono con noi c'è il sottosegretario all'interno Nicola Molteni. Buonasera sottosegretario, grazie del suo tempo. A voi e a tutti gli ascoltatori. E allora, strade sicure, le nuove iniziative per rendere questo paese un bel po' più sicuro, che ne abbiamo bisogno anche dopo le ultime notizie che arrivano dalla Spezia quest'oggi, questo accoltellamento in classe che, le dico la verità, mi lascia abbastanza perplesso. Prego. Grave, gravissimo. Beh, siamo su Radio Libertà, sì. La sicurezza è libertà, è libertà. Per la sinistra più sicurezza vuol dire meno libertà. La sinistra considera la sicurezza come uno strumento di limitazione delle libertà. No, esattamente il contrario. Per la Lega invece la sicurezza è uno strumento che garantisce libertà, garantisce democrazia, garantisce legalità. E quindi, come giustamente hai ricordato te, strade sicure da un lato, il decreto sicurezza, il disegno di legge decreto sicurezza voluto dalla Lega da Matteo Salvini va esattamente in questa direzione: rafforzare la sicurezza nelle città, rafforzare la sicurezza nelle stazioni, nelle piazze, per garantire sviluppo, crescita, maggiore libertà, legalità, sicurezza, vivibilità. La sicurezza è soprattutto uno strumento che garantisce maggiore protezione sociale, che garantisce la coesione sociale, il senso di convivenza, la difesa del senso di comunità. E quindi strade sicure da un lato, la presenza dei militari, 6.800 militari nelle strade e nelle stazioni, 800 nelle stazioni. Il primo decreto sicurezza voluto dalla Lega e da Matteo Salvini, questo nuovo pacchetto sicurezza dove uno dei temi principali è proprio il contrasto alla criminalità giovanile, il contrasto alle baby gang, il contrasto al disagio giovanile, il contrasto ai cosiddetti maranza, alle seconde e alle terze generazioni che non si sono integrate. Il fatto oggi di La Spezia è un fatto gravissimo: un ragazzo che accoltella un altro ragazzo all'interno della scuola, impongono un ulteriore giro di vite e quindi tolleranza zero verso chi usa il coltello, chi porta il coltello fuori da casa. E quindi la Lega, grazie alla Lega, grazie a Matteo Salvini, abbiamo strutturato una serie di proposte che andranno a breve in Consiglio dei Ministri proprio per sanzionare non solo penalmente, ma anche attraverso delle sanzioni pecuniarie, amministrative, coinvolgendo i genitori, responsabilizzando sulla vigilanza dei minori i genitori attraverso degli strumenti accessori, delle sanzioni accessorie messe dal prefetto, ad esempio la sospensione o la revoca della patente, del permesso di soggiorno, del passaporto. Quindi una serie di misure immediatamente attuabili per poter affrontare il fenomeno, diciamo così, della criminalità giovanile, dove con l'uso del coltello, le lame, spesso chiamano così le lame, cocci di bottiglia o tirapugni, c'è una violenza e un'aggressività che sta diventando totalmente esplosiva nelle grandi città, ma non solo nelle grandi città. Quindi la Lega è protagonista di una serie di proposte di legge per poter contenere il fenomeno della criminalità giovanile, per rafforzare la sicurezza delle nostre città, per dare maggiore fiducia e speranza ai nostri cittadini. Sottosegretario, senta, io faccio appello alla sua esperienza, perché così a spanne più o meno lei ricopre questo importante incarico da circa 6-7 anni, mi corregga se sbaglio. La porto all'Onate Pozzolo, dove c'è stato un tentativo di furto. Questo ragazzo si è difeso contro questo rom, lo ha accoltellato. I parenti sono andati a devastare il pronto soccorso dell'ospedale di Magenta. Sto ragazzo rischia addirittura di dover rifondere i danni al ladro. Che cosa abbiamo sbagliato in questa equazione? Non si è sbagliato assolutamente nulla. Tutta la mia vicinanza, tutta la mia solidarietà a Jonathan, il ragazzo che è il padrone di casa, chiamiamo così, il quale era legittimamente nella sua abitazione, era a casa sua, qualcuno gli è entrato in maniera irregolare e illegale, e giustamente Jonathan si è difeso, ha esercitato il diritto di difendersi, di proteggere se stesso, la propria vita da un'aggressione violenta da parte di chi non aveva il diritto di entrare nella propria abitazione. Come avete visto, il ragazzo che si è difeso all'interno della propria abitazione non è stato iscritto nel registro degli indagati. C'è la legittima difesa, non è un caso, e mi fa piacere dirlo
qui in questa trasmissione, perché chi ha fatto la nuova legge sulla legittima difesa è la Lega, è Matteo Salvini. Noi abbiamo modificato la norma sulla legittima difesa, introducendo una presunzione assoluta di legittima difesa, introducendo il grave turbamento per non rendere punibile l'eccesso colposo di legittima difesa. L'abbiamo fatto nel 2019 e in questo caso, come in altri casi, non c'è stata condanna e in questo caso non c'è nemmeno stata la contestazione, quindi la causa di giustificazione di legittima difesa prevale. Mi verrebbe da dire il rischio del mestiere di chi fa il ladro. Fa il ladro, il rischio del mestiere è quello che se commette un reato, tra l'altro questo soggetto aveva una lista sconfinata di precedenti penali e quindi bisogna riconoscere, guarda, io dico sempre questo quando parlo di legittima difesa, che l'abitazione è l'estensione del corpo umano, sacro è il corpo umano, sacra è l'abitazione, sacro e sacrosanto è il diritto di un cittadino all'interno della propria abitazione di potersi difendere, di tutelare il bene più importante che è il bene della vita propria e dei propri familiari. Sono padre di famiglia, io ho il dovere, oltre che il diritto, all'interno della mia abitazione di tutelare e difendere mia figlia e mia moglie. Chi entra in casa mia armato, portando minaccia, intimidazione e violenza, sa che dall'altra parte c'è un cittadino che ha il sacrosanto diritto di potersi difendere. Quindi dico ancora di più, nel decreto sicurezza, nel decreto antimaranza, nel decreto sicurezza che andrà a breve nel Consiglio dei Ministri con tante proposte fatte dalla Lega, c'è una norma che va ulteriormente a rafforzare, da un lato, la tutela processuale per gli operatori delle forze di polizia, superando il cosiddetto atto dovuto, quello che oggi tanti chiamano lo scudo penale, cioè la tutela e la protezione nei confronti del poliziotto che nell'esercizio delle sue funzioni, nell'adempimento del dovere, con l'uso legittimo delle armi, si difende o difende la sicurezza dei cittadini italiani, che per atto dovuto spesso finisce a processo, con una penalizzazione clamorosa in termini di carriera, in termini e con dei provvedimenti disciplinari che ne limitano l'avanzamento di carriera. E poi c'è una norma legata non solo alla tutela processuale per le forze di polizia, ma anche per il cittadino, dove laddove c'è una causa di giustificazione, ad esempio la legittima difesa, che viene accertata, non ci può essere l'automatica iscrizione nel registro degli indagati della persona che si difende. Ecco, queste due norme sono un rafforzamento ulteriore della norma sulla legittima difesa, che è una norma di giustizia ed è una norma di verità. Sottosegretario, c'è il nostro ascoltatore Maurizio che scrive: i giudici sono già pronti ad annullare il pacchetto sicurezza e per la vendita dei coltelli come faccio a comprare per tagliare il salame? Già c'erano le leggi per le lame ma nulla. Allora tutti i Maranza gireranno con cacciaviti in tasca per lavorare, rincorsa senza fine con altre inutili leggi. Sì, può dare una risposta? Io invito tutti, sì, certo che una risposta, io invito tutti, compreso l'ascoltatore che è legittimato, diciamo così, a sollevare perplessità e dubbi, prima di commentare io invito tutti a leggere il testo. Siccome il testo non è ancora stato depositato, io l'ho visto, abbiamo contribuito a scriverlo, ovviamente non verrà sanzionato chi per un giustificato e serio motivo porta e utilizza il coltello, la lama, le cosiddette armi, l'arma da taglio o l'arma da punta. Verrà sanzionato invece quando c'è un utilizzo che non corrisponde a quelli che sono i profili normativi. Questo mi sembra ovviamente chiaro, così come verrà sanzionato, c'è una norma che sanziona non solo l'uso di particolari strumenti atti ad offendere, ma anche la vendita, in modo particolare ai minori, di strumenti, le cosiddette armi improprie, le armi da taglio o armi da punta, che generano, diciamo così, situazioni di pericolo e di violenza. Quindi è disciplinato in modo tale che viene sanzionato e duramente sanzionato l'uso, la vendita, l'utilizzo e il porto non disciplinato dalla normativa. I magistrati bloccheranno il decreto sicurezza. Guarda, io ho avuto l'onore di stare al Ministero dell'Interno con Salvini, quando è stato il più grande ministro dell'Interno degli ultimi 30 anni, dal 2018 al 2019. Abbiamo fatto 2 decreti di sicurezza e mi dissero all'epoca: questi 2 decreti saranno dichiarati incostituzionali. Sono passati 6 anni e nessuna norma di quei 2 decreti è stata dichiarata incostituzionale. Abbiamo fatto 8 mesi fa un nuovo decreto sicurezza, questa volta con il ministro Piantedosi, sempre fortemente voluto dalla Lega e da Salvini. Mi dissero che era un decreto fascista, razzista, liberticida, che volevamo introdurre lo stato di polizia, incostituzionale e disumano.
nessuna norma di quegli oltre 30 articoli è stata dichiarata incostituzionale. Cioè, mi sembra così, il solito referendum di sinistra, quello di dire che tutto quello che fa la Lega, in modo particolare, e il centrodestra, è anticostituzionale. Noi abbiamo il dovere di rispondere a un bisogno vero di sicurezza, c'è una domanda di sicurezza che si alza nel Paese, c'è un'aspettativa di sicurezza importante da parte del Paese, serve continuare a dare un giro di vite sull'immigrazione irregolare, perché l'immigrazione irregolare crea criminalità, delinquenza, caos e disordine nelle nostre città. Bisogna rafforzare la capacità operativa delle forze di polizia, bisogna affrontare il tema della sicurezza urbana, c'è una norma importante per dare un giro di vite sui borseggi, sui furti, ci sono norme che rafforzano la capacità anche dei sindaci e degli amministratori locali per garantire sicurezza sul territorio, c'è una norma che tutela ulteriormente le forze di polizia per chi non si ferma all'alto delle forze dell'ordine, mettiamo un nuovo reato per rispettare i posti di blocco delle forze dell'ordine, contrastiamo l'immigrazione illegale, velocizziamo le procedure di espulsione e di rimpatrio. C'è un pacchetto di una sessantina di norme che va nella direzione, diciamo così, di ascoltare quelli che sono i bisogni dei cittadini. Sono convinto che sarà un pacchetto innovativo e straordinario di cui la Lega ha il merito di averlo voluto e scritto. Molto bene, sottosegretario, grazie e davvero buon lavoro. Viva la libertà, viva Radio Libertà. Un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Qui Parlamento. E adesso, bella gente, io vi porto a Napoli con Maddalena Baldini per Mangiamondo e ci andiamo con una bella canzone di Jimmy Roselli, Sì, ma è Napoli paisa, del 1972. Vai Natalia! Tarandella va gente che quando non vale più niente passato a pensare, quando non ci stanno i dramma, una carrozza è sempre pronta, nata all'angolo sta già. Caccio in il crespo giallo, metta la veste più carilla, con una rosa in dei capelli, sai che mi rinculo a me. Tarandella va gente che quando non vale più niente per come perché, basta che c'è sto solo, che c'è rimasto male. Ancora una canzone per cantare, chi ha avuto, chi ha rada, scordiamo giù passato, ci meniamo la paesa. Tarandella sto mune una roda che sa già saluta che sta a carì, dice buono molto antica, che ci sconde nei peccati, c'è a te, rimane a me. In un poco fatta vino penso male, penso bene, ma sta bocca corallina, cercami per me passa. Tarandella siamo una roda, pigliamo minuti, ci sta per passare, basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, non ancora una canzone per cantare, chi ha avuto, chi ha rada, scordiamo giù passato, ci meniamo la paesa. E allora questa sera è tornata la nostra giornalista enogastronomica nonché scrittrice di riferimento Maddalena Baldini, che voglio ringraziare ancora una volta per il suo tempo. Buon anno, bentornata, ben trovata, ti vedo radiosa e oggi dove ci porti di bello? Ciao Antonino, buon anno a te, buon anno a tutti. Ci siamo ritrovati finalmente in questo 2026 e iniziamo il nuovo anno con un posto molto particolare che ho avuto il piacere di visitare più o meno nel Ponte dell'Immacolata. Sì. Siamo a Napoli, niente meno che nello specifico nel Rione Sanità. Quindi andiamo proprio a scoprire un angolo di questa meravigliosa città. Proprio a casa di Totò, vedo. Bravo, siamo proprio a casa di Totò, esatto. Considera che questa parte della città
diciamo che negli ultimi anni, negli ultimi 15-20 anni è stata letteralmente rivoluzionata in positivo. Perché è stata riqualificata e soprattutto grazie a una serie di attività di carattere artistico, culturale, gastronomico, arrivati nel rione sanità si è letteralmente immersi quasi in un mondo parallelo, in una condizione particolare, in una fiaba, e sembra proprio di respirare la vita dei vecchi film ambientati a Napoli. Intanto questa zona, diciamo che fino al 1800 era considerata, era classificata come una zona cittadina molto ricca, tanto è che era piena di palazzi signorili, di proprietà delle famiglie illustri. Poi c'è stato il problema a partire dal 1900 in poi del sovraffollamento, molti palazzi hanno perso il loro splendore, fino a diventare una zona abbastanza triste della città di Napoli. Ebbene, fortunatamente le persone, gli abitanti stessi hanno voluto ricostruire, dare nuova veste a Rione ed ecco che si è letteralmente stupiti. E la cosa che mi ha colpito più di tutti è la capacità di osservare un aspetto appunto molto signorile, perché ci sono ancora dei palazzi molto belli, vistosi, che sono testimonianza di un passato importante, e queste bellezze architettoniche convivono con quella che è la realtà viva della città. Quindi il mercato, i colori, le bancarelle, i profumi, le specialità che si possono trovare e assaggiare a Napoli, i caratteristici panni stesi nei balconi, insomma sembra proprio una cartolina capace di far vivere e convivere delle vite diverse tra loro, ma molto molto affascinanti. Tra l'altro il periodo in cui sono andata c'erano delle giornate bellissime, nonostante fossimo nel pieno dell'inverno, si può dire, no? Quasi. E quindi c'era un'atmosfera magica, perché c'era un sole splendido, eravamo in prossimità del Natale e qualsiasi angolo del rione Sanità era un qualche cosa di speciale, quindi mi sono goduta veramente questi 2 giorni in maniera molto intensa. Quali sono le cose che mi hanno colpito, oltre appunto al contesto del rione? Intanto c'è un artista molto noto, Iago, che ha pensato bene di aprire, diciamo così, eccoci qua, un museo all'interno di una chiesa, nella chiesa di Sant'Aspreno ai Crociferi. Una chiesa tra l'altro non sconsacrata, pensate che ci hanno spiegato che il parroco arriva letteralmente con il classico tavolino apri e chiudi e si mette a celebrare la messa in mezzo a queste opere particolari. Verrebbe da dire solo a Napoli. Solo a Napoli. Tra l'altro opere di una bellezza monumentale. Iago è un artista, uno scultore contemporaneo che ama molto il marmo, il gesso, e riprende un po' come stile, come caratteristiche anche proprio delle immagini, la scultura degli antichi, ma riesce a reinterpretarla in maniera contemporanea, andando a prendere un po' quelle che sono le emozioni attuali, le paure,
i sentimenti, le preoccupazioni, i dolori. Quindi la caratteristica di entrare in questa chiesa, in mezzo a questi palazzi e scoprire queste opere di un'intensità espressiva molto molto particolare, già di per sé lascia letteralmente a bocca aperta. Quindi un artista molto forte, mi è piaciuto molto, tantissimo. Altra cosa, a conferma della bellezza di Napoli e del legame che c'è tra la Napoli, diciamo, che viviamo alla luce del giorno e quella che vive nel sottosuolo, è stata la visita all'Ipogeo dei Cristallini. Che cos'è? Si tratta di un insieme di tombe, di stanze che risalgono all'incirca al IV secolo avanti Cristo. Siamo alla profondità, se non ricordo male, di circa 10-13 metri e si trovano proprio nel rione Sanità. Pensate che sono state scoperte, riscoperte, come spesso accade, per caso. Siamo alla fine del 1800, queste stanze, queste tombe, tra l'altro conservate benissimo, si trovano nel giardino del palazzo del barone Giovanni di Donato, che per risistemare un po' aveva avviato dei lavori particolari e, come per magia verrebbe da dire, sono state riscoperte queste meraviglie dell'antichità e fortunatamente dal 2022, se non ricordo male, sono aperte al pubblico. All'inizio pensa che potevano scendere in profondità solo una ventina di persone al giorno, proprio per evitare di alterare più di tanto la temperatura, insomma, per non contaminare questi ambienti così delicati. Oggi siamo arrivati a circa 50 persone, però sono un'esperienza unica, perché queste stanze, ce n'è una soprattutto conservata benissimo, danno proprio l'idea di come fosse importante il culto dei morti nell'antichità. Ce n'è una addirittura dove si vede ancora una testa di Medusa perfettamente conservata, una cosa unica al mondo. E addirittura ci sono i letti funebri con i cuscini scolpiti e dipinti. Una cosa incredibile, proprio un'emozione molto, molto forte. Si torna indietro di secoli, si vive completamente quell'atmosfera. È vero. Altra cosa, stupendo. no, è un qualche cosa di assoluto. Ero con un gruppo di colleghi e siamo rimasti tutti ammirati da questo sito, perché penso che sia unico al mondo, insomma, sembra proprio di fare un viaggio nelle viscere della terra e sono perfettamente conservate. È questo che stupisce. Addirittura ci raccontavano che in corso, diciamo, ci sono dei progetti proprio per provare ad allargare ulteriormente gli scavi per capire se si possono trovare altre stanze simili a queste. Ovviamente bisogna prestare estrema attenzione data dalla fragilità, insomma, del luogo, del terreno e poi servono anche parecchi soldi proprio per far sì che i lavori possano essere svolti nel migliore dei modi, ma già di per sé queste 4 stanze fanno capire quanto per certi versi il mondo degli antichi fosse molto più forte, fosse molto più significativo nel rapporto con la morte rispetto a quello di oggi. È vero, è vero.
Sempre all'interno della terra, diciamo così, altro luogo magico, le catacombe di San Gaudioso. Eccoci qua. Siamo sempre nel rione sanità e questi due siti sono a distanza forse di 300-400 metri l'uno dall'altro, quindi sono vicinissimi. Qua siamo nella chiesa di Santa Maria della Sanità, siamo proprio sulla piazza principale e ci sono queste catacombe che sono un districarsi di gallerie che portano i segni anche qua di un passato molto molto antico. Qua siamo attorno al IV-V secolo d.C. e ciò che caratterizza queste catacombe, come si vede per l'appunto anche dalle immagini, sono una serie di affreschi concentrati soprattutto in uno dei corridoi principali. Ma di per sé che cosa sono? Non sono altro che la raffigurazione dei personaggi più importanti, più illustri dell'epoca, quindi avvocati, condottieri, nobili, che venivano raffigurati e pensa nella parte alta dove appunto si vede lo spazio della testa, veniva proprio esposto il cranio del defunto. Sì, e diventava proprio una sorta di galleria di uomini e donne importanti, quindi una cosa unica, insomma, ed era una procedura che era riservata sempre alle classi più importanti. Anche in questo caso è stata una scoperta ammaliante e affascinante. Tra l'altro ci hanno illustrato come si svolgeva l'attività del famoso beccamorto. Insomma, proprio un mondo parallelo che abbiamo scoperto entrando nelle profondità della terra. Meraviglioso. Sì, meraviglioso. L'altro volto di Napoli. L'altro volto di Napoli, ma tra l'altro diciamo che anche tutte le guide hanno un modo talmente naturale, talmente spontaneo nel raccontare delle bellezze di questo tipo, uniche al mondo, che è un doppio fascino, quindi si rimane estasiati doppiamente. Sono tra l'altro tutti ragazzi giovani, perché il progetto del rione è proprio quello di andare a coinvolgere i ragazzi, la popolazione giovane del posto, per far sì che il rione possa in un qualche modo essere sufficiente a se stesso, no? Trasmettendo arte, cultura, bellezza, ma formando quella che in un qualche modo si chiama economia circolare, no? Proprio per far sì che tutti gli abitanti possano vivere il loro territorio nel migliore dei modi, e ci stanno riuscendo alla perfezione. Caro Antonino, sempre all'interno della chiesa di Santa Maria troviamo un'opera d'arte un po' simbolo, che è il Presepe Favoloso. Napoli sappiamo che è la città famosa per i presepi. Eccoci qua. Stupendo. In questo caso è un'altra opera d'arte a tutti gli effetti. Questo è il Presepe Favoloso, che è stato donato dai fratelli Squotto a Rione. Si tratta di un presepe composto da più di 100 personaggi, con diverse scene, ambientazioni, anche molto diverse tra di loro, reali e non reali, e si chiama proprio Favoloso perché l'unione di tutti questi aspetti ha creato un qualche cosa di unico, è andato a raccogliere tutte le tradizioni, le favole, tra virgolette, della città di Napoli. Quindi si possono
osservare le scene sacre, ma per esempio troviamo l'immancabile Diego Maradona, San Gennaro, quindi insomma è proprio un insieme di personaggi, tra l'altro realizzati con una abilità di particolari e che solo i fratelli Squotto, che sono dei grandi artigiani, sanno fare, ed è un'opera anche di dimensioni imponenti. E questo presepe è stato donato alla Chiesa, quindi viene visitato proprio a tutti gli effetti come un'opera d'arte, e sotto il periodo di Natale vi lascio immaginare quale sia il suo fascino. Bellissimo, davvero bellissimo. Davvero bellissimo. Sì, e poi sono riusciti per l'appunto a mescolare episodi sacri, profani, personaggi, ma con una naturalezza tale che di per sé a primo impatto sembra proprio la raffigurazione sacra. Solo andando a osservare ogni singolo personaggio si capisce che convivono più elementi, un'abilità fantastica, proprio. Davvero geniale. E caro Antonino, poi nella bella Napoli, nel rione Sanità, che cosa abbiamo mangiato? La pizza fritta. Eccola qua. Eccoci qua. Un altro dei simboli della città. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere, sempre questo gruppo di colleghi, siamo stati ad assaggiare questa pizza da Isabella Deschamps, che è una di queste donne del rione che proprio nel momento in cui si è deciso di riqualificare il tutto, si è letteralmente rimboccata le maniche e, visto che era bravissima a realizzare la pizza fritta, ha messo in piedi un ristorante che per entrare bisogna aspettare almeno in media 40 minuti, se non si prenota. Qual è la caratteristica di questa pizza fritta? Queste sfoglie sottili che vengono fritte in olio. Pensate che è un po' quello che può essere classificato come street food, no? Perché un tempo era il cibo dei poveri, era il cibo che si mangiava per strada. E pensate che anticamente le persone andavano ad acquistare la pizza fritta in strada, ma veniva poi pagata 8 giorni dopo. Tanto è che questa tradizione si vede molto bene in un film di De Sica famosissimo, che è L'oro di Napoli, con la Loren, dove lei si dedica proprio alla preparazione della pizza fritta e le viene pagata 8 giorni dopo, a dimostrazione di come questo piatto anticamente fosse proprio il piatto delle persone più povere, no? Che nell'immediatezza non potevano saldare il conto, ma la fame era tanta e quindi al volo prendevano questa pizza fritta che si gustavano poi camminando per la città. E oggi ce ne sono tantissime varianti, quindi col pomodoro, con la mozzarella, con le verdure, con il polpo, con il baccalà, quindi viene preparata davvero in tanti modi. È inutile dirlo che è buonissima e viene preparata anche in versione dolce, quindi con una crema o di ricotta o con la classica crema pasticcera col cioccolato. Vi assicuro che la pizza fritta è buona in ogni modo. Vedo però che abbiamo anche la parmigiana di melanzane. Sì, che è un altro piatto simbolo. In questo caso ho assaggiato una melanzana di parmigiano buonissima in una delle trattorie, anzi in una locanda tipica che si chiama la locanda del Monacone
anche in questo caso un gruppo di giovani intraprendenti hanno avviato questa attività chiamandola la locanda del Monacone, perché durante i lavori hanno trovato all'interno di una nicchia l'immagine di San Vincenzo Ferrer, chiamato Monacone o Monacone. E quindi proprio in suo onore hanno conservato intanto l'immagine e poi hanno dato anche il nome alla locanda. E qua è proprio cucina tipica napoletana, una parmigiana buonissima, melanzane fritte, alternate con mozzarella e sugo, la spolverata di parmigiano. Ma pensa che in molti credono che il nome parmigiana derivi dall'uso del formaggio parmigiano. In realtà non è così, ossia questo piatto, che è comunque nato nel sud dell'Italia e se lo contendono la Sicilia, la Campania, insomma, ma a quanto pare parmigiana deriverebbe dal termine parmiciana, non so se è pronunciato bene, in siciliano, che significa persiana. E proprio gli strati delle melanzane ricorderebbero le listarelle delle persiane che si usano alle finestre. Sì, quindi, tipicamente siciliane, sì. Carinissima anche questa storia. Poi abbiamo assaggiato salsiccia e friarielli, la pastiera, insomma la mozzarella di bufala, campana. Abbiamo assaggiato veramente le prelibatezze. In più siamo stati a visitare un'attività storica, il cioccolato Gallucci. È una fabbrica proprio di cioccolato simile a Willy Wonka, per intenderci. Willy Wonka alla napoletana. Willy Wonka alla napoletana, storica perché risale al 1890, se non ricordo male, e hanno una produzione vastissima di ogni golosità. All'epoca appunto c'era il boom del Natale, quindi dai presepi fatti col cioccolato, alberi fatti col cioccolato, cioccolatini tradizionali, veramente c'erano queste fontane di cioccolato fuso che erano una goduria assoluta. E anche qua siamo proprio nel cuore del rione Sanità, Antonino, proprio, cioè in pochissimo spazio, diciamo così, c'è un concentrato di meraviglia per gli occhi e per il palato. Che meraviglia, davvero. Immagino che stiamo andando verso la fine con i dolci. Questi sono i mastacciuoli. Sì, anche qua dolci tipici del periodo di Natale, meravigliosi, ricoperti con il cioccolato. Abbiamo assaggiato anche in questo caso fatti con miele, cacao, mandorle tritate, e andiamo sempre a ripercorrere il legame della frutta secca all'interno dei dolci simbolo dell'Italia. Abbiamo assaggiato anche degli altri dolcetti meravigliosi che si chiamano rococò, eccoci. Tra l'altro mi dicevano che essendo proprio dolci tipici della tradizione non è così facile trovarli, quindi si trovano proprio esclusivamente nelle pasticcerie napoletane. Anche questi meravigliosi, molto arzigogolati, no? Quindi richiamano proprio la ricchezza di questo stile fatto di fronzoli e decorazioni. Anche questi meravigliosi, buonissimi. Vabbè, poi abbiamo mangiato gli immancabili struffoli, quindi il tripudio dei dolci. E nonostante fosse il periodo
di Natale ci hanno fatto assaggiare anche la pastiera, nonostante sia un dolce che lo troviamo più sotto il periodo di Pasqua, ma ormai è talmente buona che è giusto mangiarla ogni giorno dell'anno. Ecco, e noi adesso passiamo al tuo bellissimo sito degustaviaggi.it, come sempre molto aggiornato, molto interessante. Do le notizie di apertura. A Follonica si attende il Carnevale 2026, la sfida dei carri allegorici, la storia del Gianduiotto, un viaggio nel cuore di Torino e della sua tradizione cioccolatiera. Liberty, questa mi interessa molto, l'arte dell'Italia moderna, un viaggio nel fascino nel primo Novecento a Palazzo Martinengo. Il Cioccolato 2026 e vai! E poi ancora Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra. Dove vogliamo andare? Allora, ci proiettiamo già sul Carnevale, Antonino, che andiamo dici? sul Carnevale. Andiamo Eccolo sul qua. Carnevale. Abbiamo appena finito il Natale, siamo già al Carnevale. Considerando che il Carnevale a Milano, se non mi sbaglio, è il 20 di febbraio quest'anno. Sì, perché Pasqua è il 5 aprile. Ecco, quindi seguendo il calendario romano siamo al martedì precedente, quindi dovrebbe essere il 13, no scusate, il 16 o il 17, quindi tra un mese siamo proprio nel pieno del Carnevale. Ovviamente in Italia, visto che c'è una tradizione molto forte, fervono già gli ultimi preparativi, siamo in attesa. La Toscana ha una tradizione molto forte sul Carnevale. Ci ricordiamo in primis i carnevali con le sfilate a Viareggio sul lungomare, ma Follonica a Grosseto non è da meno. Tanto è che a un carnevale antico, siamo agli inizi del 1900 circa, e la particolarità di questo carnevale, diciamo al di là della satira, della politica, vede proprio una sfida divertente tra i rioni della città. Quindi anche quest'anno i rioni di Follonica si sfideranno tra i vari carri allegorici. Per esempio il rione Capannino farà un carro allegorico dedicato all'importanza dei libri e della lettura. Un altro farà un carro dedicato ai cambiamenti e all'intelligenza artificiale. Un altro ancora parlerà proprio del Re Carnevale, quindi di questa tradizione antica. Ce ne sarà un altro dedicato all'amicizia, all'unione. Ce ne sarà uno dedicato al cartone animato di Lillo e Stitch, quindi insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. E poi la bellezza di vivere completamente le atmosfere del carnevale tra coriandoli, luci, divertimento, risate e spensieratezza. Bellissimo. Diamo un'altra scorsa, se vuoi, a Cioccolato. Chiudiamo col dolce? Eccolo qua. Andiamo con il dolce, anche qua sempre per stare in tema godereccio. A Torino, verso la metà di febbraio, quindi dal 13 al 17, c'è questa manifestazione particolare che si chiama Cioccolato, per l'appunto. Di per sé si parlerà del cioccolato a 360 gradi, ci saranno assaggi, prelibatezze di ogni tipo, ma la caratteristica di quest'anno è quella di legare il cioccolato ai film e ai classici della letteratura. Per esempio, ci saranno degli incontri dedicati al famoso film Chocolat, quello con Johnny Depp, uscito mi pare agli inizi del 2000, che aveva avuto
un successo incredibile. Un altro incontro sarà dedicato al nostro Willy Wonka, no? Citato prima. Eccoci qua. Proprio perché comunque il cioccolato all'interno della letteratura e poi anche nell'ambito cinematografico è sempre stato un elemento molto trattato e che ha suscitato sempre molto fascino, cosa che ce ne dà conferma anche l'arte e la pittura del 1700. Sappiamo che quando il cioccolato è arrivato in Europa, le fave di cacao erano immangiabili perché erano amare. Quando poi hanno scoperto che mescolandole in un qualche modo al miele il gusto era diverso, da lì si è aperta un'altra prospettiva assoluta, e tanto è che appunto era uno dei cibi più amati soprattutto all'interno dei palazzi dei nobili. Certo. Quindi viva il cioccolato, e andiamo a Cioccolatò a Torino dal 13 al 17 febbraio. Allora, con questo dolce finale io ti ringrazio molto e al piacere di ritrovarci il 23 di gennaio, ok? Ok, grazie a grazie te. mille, grazie a tutti. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:21 minuti e 22 secondi. Adesso parola ad Ale Musella, parliamo con lui di arte, vai pure. È tornato questo venerdì il nostro Ale Musella da Dubai, ben trovato, come stai? Molto bene, vi saluto anche. Oh, che meraviglia, che meraviglia. Senti, Ale, io ti vedo qui con queste fotografie, di che cosa si parla stasera? Di Arancinan, ed è un artista a tutti gli effetti, è un fotografo francese che a me piace tantissimo. Ho avuto la possibilità di incontrarlo il 19 di dicembre, quando c'è stata l'inaugurazione della sua mostra da Stefano Vianello, qua sempre a Dubai. Una persona tra l'altro molto gentile, molto affabile, e la cosa che mi ha entusiasmato è che nel mondo dell'intelligenza artificiale, della falsità sotto certi punti di vista, o del non talento, tutte le sue foto, lui ha ripreso delle immagini, delle fotografie, scusate, delle opere iconiche, no? Come l'Ultima Cena, quella che vedete in questa fotografia, piuttosto che situazioni particolari vissute dall'umanità, per cui anche foto vecchie riproposte, oppure reinterpretazioni, e tutte le persone che vedete sono attori o modelli che lui ha scelto personalmente e hanno dovuto reinterpretare un ruolo, per cui se tu vedi dice Che Guevara piuttosto che Stalin, la regina Elisabetta. Comunque invece che non sono stati creati con l'intelligenza artificiale, ma sono stati selezionati come modelli, vestiti e posizionati. Ci sono dei video su YouTube che raccontano quanto lavoro ci sia dietro a uno scatto del genere, per cui vi invito ad andare a vedere. Per cui nel 2026 diventa veramente affascinante vedere ancora un fotografo che ha questa dedizione nel creare il set per poi fare uno scatto. Anche qua lo scatto poi entra a tutti gli effetti nel collezionismo della fotografia, a parte la qualità, poi dopo lui lo stampa su dei materiali molto particolari, più rigidi, che danno ancora di più la possibilità di vedere in una certa maniera, e diverse dimensioni, però massimo da 3 a 7 scatti possono essere acquistati, per cui entra appunto nel mondo del collezionismo, perché dopo quegli scatti, come vi ho detto, non c'è più possibilità di riaverli. Ha dei costi abbastanza interessanti, nel senso che comunque sia, dipende poi dalla dimensione, ma arriva anche a 60.000 euro,
E devo dire che oggi vendere una fotografia e riuscire a venderla, perché comunque ci sono delle richieste e non poche, devo dire che è estremamente stimolante, perché c'è un mondo che capisce la creatività che c'è dietro questo scatto. Che è quello che ho sempre detto anche a te, che sei un amante della fotografia, sì. La tecnica va poi l'idea, perché senza l'idea rimane estremamente riproducibile. E lui, devo dire che all'alba dei 70, adesso non ricordo quanti ne abbia esattamente, però è un personaggio di tutto rispetto e che ha delle idee incredibili. Per cui parto con di parlare di Dubai con la fotografia, perché lui è un artista internazionale e la fotografia paradossalmente a Dubai viene recepita quasi meglio che in Italia, perché tu sai che in Italia la fotografia è sempre l'americana. Lo faccio anch'io, ci sono anch'io, ho il telefonino, mio zio, mio nonno, e non è Sì, proprio così. appunto. C'è sempre questa idea che la fotografia tanto basta ammaccare il pulsante sul telefonino e viene fatta la fotografia. Non funziona assolutamente così. Fotografia è imparare a vedere soprattutto. Questo è quello che noi non riusciamo, cioè questo è quello che manca a chi scatta, la differenza tra vedere e guardare qualcosa. Perché se tu stai fotografando stai anche componendo un'immagine, che è una cosa completamente diversa dal semplice metto là davanti il telefonino e ammacco. Non funziona così. Per questo io dico 36 pose bastano, perché deve essere una fotografia ragionata, permettimi, meditata. Assolutamente sì, perché sennò... Se no non No, c'è... Dimmi. Tra l'altro Dubai, allora, lui è un fotografo appunto internazionale che porta i soggetti, lui ha questi studi incredibili anche nei capannoni dove riprende, però ecco, mi volevo agganciare al fatto che Dubai è una città molto bella da fotografare, soprattutto come capita spesso di notte, ok? Perché ha delle luci, però ha anche una tradizione, perché tutti quanti dicono sempre che Dubai è una città finta, non è vero. La città è finta nel momento in cui tu ti limiti a fotografare le situazioni tradizionali, che comunque ti aprono un mercato, perché io ad alcuni artisti ho chiesto di rifarmi il Burj Khalifa piuttosto che la vela, perché comunque aiutano con la loro tecnica ad entrare in questo mondo, ed è indubbio che a Dubai l'80% delle persone che vive qua non è local, per cui hanno il piacere comunque di rappresentare attraverso un'opera d'arte o una fotografia le icone di Dubai, ok? Poi non bisogna fossilizzarsi solo su quello. E poi Dubai ha degli scorci che vanno scoperti, e tra l'altro c'è un progetto che partirà a breve con Lorenzo Malfatti, che è un pittore, ma a fianco a lui ci sarà anche un fotografo. Non dico niente per non spoilerare, però Dubai, quando poi ci vivi e la vivi a pieno, capisci che c'è tanto da raccontare che è molto dietro l'apparenza. Per cui sono pronto, anche essendo qua, a raccontare una Dubai che la gente non conosce, e anche per sfatare il mito della falsità. Perché qui hanno comunque una cultura del deserto, una cultura interessante. Certo che se si ferma a andare ai ristoranti belli e a fare lo show delle serate, potresti essere anche a Miami, che non cambia. Beh, ma quello sai, il classico italiano all'estero, c'è poco da fare. Senti Ale, ma in tutto questo, ecco appunto, la fotografia, voglio dire, la loro è anche una cultura che è intrisa di Islam, uno dei divieti del Corano è di fare immagini dell'uomo, però stranamente in questa parte di mondo arabo c'è proprio questa attenzione all'idea dell'immagine ritratta da questa macchina, mediata dalla macchina. Addirittura supera l'idea dell'immagine dipinta dall'uomo. Cioè forse il fatto che venga da un oggetto questa immagine, non dalla mano dell'uomo, che diciamo la fa sentire più vicina paradossalmente. Allora, sai, dialogare con l'anima e riprodurre, per cui dedicare del tempo a un ritratto o a qualcosa, è entrare in contatto, no? La fotografia magari è un pochino più veloce, per cui anche per quanto riguarda questo tipo di discorso, adesso sto interpretando perché mi hai fatto questa domanda, ci sto pensando, la fotografia è un attimo, no? È quell'attimo. Dedicarsi al riprodurre, e per cui passare delle ore se non dei giorni, significa entrare maggiormente in contatto con il soggetto.
Per cui magari quello, sai, potrebbe spaventare anche, perché un pittore, oggi ho fatto ritrarre, oggi è arrivato un quadro di Marcos che ha ritratto un soggetto particolare, e me ne sono accorto proprio osservando questo suo disegno, che è inevitabile che l'artista che dipinge entri anche nell'anima del soggetto, perché lo vede talmente tanto e deve riprodurlo e deve vederlo così da vicino, che poi dopo dà la sua interpretazione. Però poi magari lì, per chi pensa a queste cose, c'è la paura di avere l'anima rapita, perché ti si avvicina talmente tanto che magari non riesci più a nasconderti o a... Capito? Per cui potrebbe essere anche quello il discorso. Poi qua a Dubai, comunque ti ho detto, è una Las Vegas nel deserto, per cui quando ti parlo di show off, che è un termine che non avevo mai utilizzato, qua invece ce l'ho sempre in bocca, per cui mostrare, mostrare. E qui mostri attraverso le foto, le immagini. ehm, ecco, è un mondo di tanta apparenza, dove per fortuna, volendo andare oltre, sto trovando anche un po' di sostanza. Per cui è per questo che sono contento e ho questo progetto in mente per raccontare una Dubai che molti non conoscono. Cioè, altrimenti rischiano tutti di fare quello che io evito di dire che va fatto. Questa settimana alla Home Gallery chi è venuto? Allora, devo dire che questa settimana c'è stato un turnover importante di persone, perché ho iniziato a mettere insieme diversi settori, come faccio spesso, per cui arriverà anche Marco il camiciaio di Roma nelle prossime settimane, perché lui ha già prodotto tre camicie d'arte, una per il Warhol, una per la New Pop e l'altra contro la violenza sulle donne, per le quali io ho scritto dei testi curatoriali, per cui sono state intecate e trattate proprio come opera d'arte. Porteremo qui proprio Disobedient, che è quella la più importante, perché parla della violenza sulle donne, soprattutto in un ambiente come questo, però verrà anche lui, e allora avremo il piacere anche di raccontare l'artigianato e la tecnica e il talento nel rendere un tessuto opera d'arte. Per cui a me piace raccontare anche queste cose trasversali, come le borse possono diventare opere d'arte. Questa è pelle di cammello, per esempio, questo serve per portare l'iPad, no? Sì. Allora, l'ho fatta creare io con questo colore qua, però insieme all'artigiano, questo è proprio made in Dubai, abbiamo deciso qua dietro invece di poter incidere e poi far dipingere da degli artisti, per cui mi piace proprio mixare. Allora questa settimana è stata proprio un andirivieni di personaggi apparentemente non legati all'arte, che invece ho fatto inserire in un contesto, in un format che mi aiuterà a raccontare maggiormente la capacità manuale, che è quella che manca un po', che adesso tutti gli artisti schiacciano un pulsante e diventano Picasso. Invece io ho voluto riportare il talento e la capacità artigianale, attaccandola all'arte. Che meraviglia, veramente, che bella idea. Per quanto riguarda invece la Toy Art dell'altra volta, prima mi mostravi il cagnolino, eccolo qua. Come si chiama lui? È Blue Dog, tra l'altro questa è la versione blu, per cui è proprio l'originale, poi ci sono altri colori. Con lui invece, con Sergei Gauya, abbiamo deciso di produrre 9 opere, perché questa è in resina, ok? In fiberglass, e ce ne sono 50 per ogni tipo. Quindi non è altissimo come numerazione, però è già un multiplo. Invece abbiamo deciso di crearne 9 in bronzo, per cui la facciamo diventare una scultura vera e propria, per cui è proprio come se fosse prende i gradi, no? Per cui da Artori in fiberglass invece lo trasformiamo in opera di bronzo. E il bronzo, insieme alla ceramica, insieme al marmo, sono le materie principi quando si parla di scultura. Per cui lo stiamo rendendo più nobile. Bellissimo. Senti, siamo a metà gennaio. Ora quali saranno i prossimi appuntamenti lì a Dubai? Generalmente cosa si fa in questo periodo dell'anno? Allora, Dubai è in continuo fermento, ma in particolare questa settimana qua inizia una settimana ad Arselkal, che è un quartiere dedicato all'arte, quello che ho sempre detto che mi ricordavo un po' ok? Per cui ci sarà un evento dietro l'altro.
legati al mondo dell'arte, per cui dopo magari la prossima settimana vi porterò un po' di foto e vi racconterò come si è svolto. Poi arriva la Dubai Week, sempre, e poi dopo andiamo verso il Ramadan, però già a febbraio inoltrato. Qui c'è sempre comunque, io normalmente, l'ho detto anche stamattina, mi alzo la mattina, ho un'oretta che dedico a me, per cui qua nel palazzo ho sia la palestra che la piscina e mi aiuta molto perché mi rilasso e non devo andare da nessuna parte, cioè vado al quinto piano dal 22esimo che sono, per cui riesco a salvare anche del tempo. E poi la mia giornata rispondo alle mail, poi vado ad incontrare collezionisti e galleristi, dopodiché ritorno, ricevo qui e poi anche adesso che sto parlando, stiamo registrando, mangio un boccone e poi dopo dovrò vedere delle altre persone. Per cui comunque se tu riesci a organizzarti, a programmarti la giornata, c'è sempre tanto da fare. Per quanto riguarda gli eventi anche, devi saper scegliere quali e in alcuni casi puoi essere anche protagonista, perché l'italianità e la capacità comunque di interagire in modo mediterraneo qua è ancora molto apprezzata. Ho iniziato una partnership con Jordan Carletti, che è un giovanissimo ragazzo che ha 27 anni, ma molto bravo, che fa degli eventi particolari, nei quali, tanto per cambiare, andiamo ad inserire l'arte nei migliori locali di Dubai. Per cui anche qua è un modo per entrare in contatto con nuova gente, chiacchierando, raccontando l'arte, ma non per forza tradizionale legata alla galleria. Ale, levami una curiosità, ma ce ne sono fotografi analogici a Dubai? Sai che, allora, mentre nelle città d'arte come Milano è popolare, ma Roma, Firenze, Siena, noi vediamo gli stranieri con le macchine fotografiche a fare le foto. Io qui, a parte qualcuno che fa le foto davanti al museo del futuro, oppure c'è il Burj Khalifa, quello fa. Mentre invece ci sarebbero un sacco di scorci da fotografare, per cui come fotografo, proprio, ed è per cui questo mi stai facendo spoilerare un po' di robe, ma è il progetto che io voglio portare avanti, arte e fotografia, perché ci sono dei meandri, io mi fermo, perché io cammino tanto, prendo la metropolitana se posso, altrimenti vabbè, prendo il taxi, ma a parte che c'è un traffico di una Madonna, ma con la metropolitana e camminando sei obbligato a guardarti in giro. Ed è lì che trovi quello che vuoi vedere, perché se tu continui a stare in taxi o con l'autista o comunque ti muovi non a piedi, tu vai da un punto all'altro, al massimo guardi la macchina che c'è davanti e la macchina che hai di fianco. Invece camminare, soprattutto in questo periodo dove adesso per esempio poi ci sono 22 gradi e la sera e di giorno 28, per cui comunque stai bene, perché non camminare? E camminando nelle diverse situazioni veramente trovi quegli scorci che mi hanno dato l'idea di raccontare una Dubai. Allora, io chiudo qui, però dimmi solo l'artista della settimana da tenere d'occhio come consiglio. Lorenzo Malfatti. È un artista che ho imparato ad apprezzare, molto ha un suo background e quant'altro, e quando gli ho chiesto di realizzare alcuni soggetti, una capsule per il Medio Oriente, a differenza di molti altri artisti che nicchiano e dicono no, io non cambio, io non faccio cambiare nessuno, ho semplicemente suggerito un soggetto, vi faccio vedere questo per esempio. Sì. È un palco. Bellissimo. Con la sua tecnica, con la sua, questo andrà incorniciato ovviamente, e lui la carta, vedi come rido, perché la carta lui la invecchia, gioca col fuoco, con l'acqua, cioè qua dietro c'è un lavoro che non hai neanche idea di quanto ci sia, per cui non è la parte finale, ma infatti ho fatto documentare tutto quello per arrivare a questo tipo di carta, perché c'è una storia da raccontare, per cui Lorenzo Malfatti. Molto bene, allora venerdì prossimo e grazie ancora. Grazie a tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Antonino, a te la linea. Eccoci qua, allora, noi
noi stiamo chiamando Marco Campomenosi per averlo con noi per questa ultima parte della trasmissione, un momentino che lo riagganciamo, vediamo un po' di... ecco qua, lo chiamiamo, vediamo un po' se può essere dei nostri, chiamata in corso, io sto chiamando, vediamo un attimo. Eccoti, ci sei? Eccomi, sì, ci sono. Perché guarda che prima non mi si è aperta la finestra della coda, se no ti avrei preso anche alle 17:50, ovunque ero, che ero ancora per strada, ti avrei preso, però vabbè. Non ti preoccupare Marco, gli inglesi dicono problemi del primo mondo, quindi non è un problema. Senti, allora, questo Mercosur, cosa succede in quel di Bruxelles? Intanto il nostro Marco Campomenosi, ancora una volta nostro gradito ospite. Ma allora, sarà una settimana importante a Strasburgo perché si terrà la sessione plenaria a partire da lunedì e come avevamo promesso il gruppo dei Patriots, di cui fa parte la Lega, Rassemblement National di Bardella, Marine Le Pen e altri, ha presentato una nuova mozione di censura contro la Presidente della Commissione e tutta incentrata sull'accordo del Mercosur. Perché questo è importante? Non perché ogni 2 mesi vogliamo vedere se c'è ancora una maggioranza a favore di von der Leyen, perché purtroppo temiamo che ci sarà, ma perché è l'unico modo per poter parlare di questo accordo commerciale in aula, perché il gruppo del PPE, di cui fa parte Forza Italia, il gruppo dei socialisti, di cui fa parte il PD, e il gruppo di Renew, di cui non fa parte nessuno perché Calenda e Renzi da noi contano molto poco, bloccano la possibilità di poter parlare di questo accordo. Quindi è per questa ragione che ci troviamo per la terza volta a fare una mozione di censura. Quindi lunedì si parlerà e si chiederanno le dimissioni di von der Leyen. Verosimilmente insieme a noi ci saranno un po' dei conservatori che hanno anche confermato questo testo e degli amici di Alternative für Deutschland che sono nel gruppo di ASN. E von der Leyen non ci sarà. Parleremo di lei, ma non ci sarà perché no, ma figuriamoci, ma un grande rispetto, soprattutto perché sarà il World Economic Forum a Davos. Ecco, quindi i nostri amici complottisti saranno, come dire, molto, molto nervosi. Sì. Io ne conosco molti e devo dire che spesso poi alla fine hanno ragione loro, però ecco, non lo so, non credo che sia rispettoso per l'unica istituzione europea democraticamente eletta che è il Parlamento europeo. Credo che lo diremo anche alla Presidente Roberta Metsola. Quindi lunedì ci sarà questa cosa e sarà seguita da un voto giovedì. Martedì ci sarà la grande manifestazione che preoccupa molto i funzionari del Parlamento europeo. Strasburgo sarà invasa di trattori, si parla di migliaia di trattori, di 5.000 agricoltori che vengono da tutta Europa, finalmente anche dall'Italia, perché io ho fatto un po' di polemica magari nelle settimane scorse dicendo che magari era carino se di questo accordo si fosse parlato un po' di più anche nel nostro paese per arrivare magari a esiti differenti. Però insomma ci sarà una mobilitazione importante. Mercoledì perché le abbiamo provate tutte veramente. Mercoledì ci sarà il voto su una richiesta di andare in Corte di Giustizia. L'abbiamo fatta sia noi come Patriots, ma l'hanno fatta anche dei parlamentari di estrema sinistra, devo dire, onestamente va detto. Quindi sono 2 mozioni che chiedono fermiamoci un attimo, chiediamo alla Corte di Giustizia se è tutto a posto, se è tutto in regola, se l'accordo è stato negoziato correttamente, ci sono questioni giuridiche un po' complesse, eccetera, eccetera. La cosa un po' che fa pensare è il fatto che di fatto la Germania abbia imposto, quando è stato approvato l'accordo dal lato dei governi, di farlo entrare in vigore a prescindere da tutto questo. La speranza è che almeno si degnino di aspettare il voto del Parlamento europeo, che sarà l'unico nel merito del provvedimento, perché purtroppo i parlamenti nazionali
potranno votare solo sulla parte sugli investimenti, per anche lì tutte questioni giuridiche. Quindi quando ci sarà però questo voto, a meno che non si fermi già qualcosa questa settimana, questo voto ci sarà fra marzo e giugno, non prima, per cui saranno ancora settimane e mesi di tensione politica molto forte. Capito. Senti una cosa, ma i trattori stanno arrivando carichi di quello che penso io, cioè di letame da spruzzare contro l'Europarlamento come l'altra volta, 2 settimane fa? Guarda, non lo so, devo dire che io seguo molto i media francesi per tante ragioni, e ho visto nelle scorse settimane, perché attenzione, in Francia la mobilitazione è continua da mesi, ci sono dei luoghi storici ormai in Francia che vedono questa mobilitazione molto forte, e purtroppo c'è stata anche una repressione abbastanza pesante, ragazzi, agricoltori anche molto giovani, quindi magari che avevano, devo dire, probabilmente provocato un po' troppo le forze dell'ordine, sono stati anche arrestati, poi rilasciati dopo 2 giorni, insomma, situazioni delicate, anche perché questa gente è disposta a tutto per difendere il proprio lavoro, perché in ogni accordo commerciale il mondo dell'agricoltura perde un pochettino. Quindi la Commissione europea, quando risponde ma per l'economia agricola il Mercosur avrà un'incidenza di circa l'1,5%, è lo stesso 1,5% che dicevano a me 6, 7, 8 anni fa, perché vi ricordo che questo negoziato è da più di 20 anni che è in corso, cioè è cambiato tutto, è cambiato il mondo, c'è stata una pandemia, ci sono le guerre, ci sono i BRICS, il Brasile era un paese povero quasi, in via di sviluppo, oggi è un paese ricchissimo e che altro che agricoltura, certo ci invaderà dei prodotti agricoli, ma fra qualche anno non solo di quelli, cioè è cambiato il mondo, eppure si è parlato così poco. Qualche governo aveva la necessità, come dire, di non far vedere troppo che dava l'ok, altri hanno sottolineato che ci saranno delle bellissime clausole di salvaguardia che potranno essere azionate per difendere i nostri agricoltori. In verità le deve azionare la Commissione e non le ha mai azionate in nessun altro accordo, e lo sanno benissimo i nostri produttori di riso, perché altri accordi con paesi asiatici danneggiano i nostri produttori di riso. L'Italia produce la metà del riso europeo, ma la Commissione non ha mai voluto attivare clausole di salvaguardia che servono a rimettere un pochettino i dazi nei confronti dei paesi con cui c'è un accordo di libero scambio e quando si registra un import eccessivo di prodotti. Questa clausola c'è nel Mercosur, ma sarei felice di sbagliarmi, temo che sarà molto difficile attivarla. Quindi gli agricoltori protestano perché sono sempre loro a pagare il prezzo di accordi commerciali dove magari il mondo assicurativo, dei servizi, delle banche può avere dei benefici. Quando era nato era l'accordo per le auto tedesche, vi ricordate? In effetti la Germania rispetto a Francia e Italia aveva una capacità di entrare sul mercato sudamericano un po' inferiore e quindi si diceva che serviva per quello. Poi è successo di tutto, la Francia e l'Italia non so più, credo producano meno auto che l'Ungheria e la Repubblica Ceca, e la stessa Germania è in grossa crisi, l'automotive sappiamo cos'è, quindi è veramente una situazione dove si fa fatica a comprendere quale fosse la necessità di correre così, di avere questa approvazione. Però insomma credo che i parlamentari europei della Lega faranno quello che hanno promesso, cioè di votare contro, ma non basterà, bisognerà mantenere alto il livello di vigilanza e quindi anche continuare a denunciare che questi accordi non servono certo a migliorare le nostre condizioni, servono al mondo dell'industria della trasformazione, cioè che di coloro che fanno prodotti alimentari trasformati e che non ci dicono esattamente cosa ci mettono dentro, o meglio, da dove viene
da dove vengono gli ingredienti che utilizzano, perché insomma ci sono anche norme europee che facilitano questa situazione. Oggi su CNews in Francia l'ex ministro francese De Villiers, un sovranista vicino ai nostri amici della Rassemblement Nazionale, non solo, diceva che l'Unione Europea rischia di morire su alcuni dei principi su cui è nata la politica agricola comune, essere un luogo a difesa dell'agricoltura. Ecco, rischia di nuovo su un tema come l'agricoltura invece di unirsi, di morire, perché comunque quello che si vede in Francia e un pochettino anche altrove finalmente è veramente forte, e mi sembra, ecco, da italiano mi spiace molto non aver visto le stesse prese di posizioni in maniera così forte anche da noi, ecco, però insomma... Spiace anche a me, detto tra noi. Marco, oltre a questo, dopo questo voto sul Mercosur, che cos'altro c'è la prossima settimana da tenere d'occhio? No, vabbè, ovviamente ci sono i temi di politica internazionale, la questione venezuelana, l'Iran, la questione groenlandese, i rapporti con gli Stati Uniti, insomma, è una settimana di sessione plenaria molto, molto importante. Tra l'altro, non paghi di avere già ottenuto di fatto la semi-approvazione del Mercosur, manca ancora appunto quello che dicevo prima. I tedeschi stanno spingendo per riaprire il negoziato con l'India, che è fermo da molti anni. Saranno mesi in cui, secondo me, una volta passato l'ostacolo Mercosur, la Commissione europea cercherà di stringere altri accordi commerciali, sempre con realtà che avranno un impatto enorme sulla produzione agricola. L'Australia sarà un altro dei prossimi accordi che saranno applicati. Poi ovviamente ridevamo di questo con gli amici ungheresi ancora ieri. Ci sarà l'ennesimo dibattito sull'Ungheria, o meglio contro l'Ungheria. Non sanno più cosa inventarsi per criticare il governo di Orban da Bruxelles, a proposito di indipendenza rispetto alle dinamiche nazionali e alla libera scelta dei cittadini. Siccome in Ungheria si voterà il 12 aprile, si intensificheranno ancora di più i ricatti, le minacce, le grida a regime autocratico nei confronti dell'Ungheria, ed è, secondo me, fra l'altro suscitando forse anche reazioni opposte, perché comunque è veramente stucchevole come questo si ripeta praticamente in ogni sessione plenaria. L'Ungheria già riceve meno soldi di quelli che dovrebbe ricevere. Certo, rispetto all'Italia è un paese che normalmente riceve più fondi europei di quelli che emette, che dà al budget dell'Unione, e per questo è un po' più ricattabile di altri. Però Orban e il suo governo non vogliono farsi ricattare, quindi credo che anche ovviamente i parlamentari dei Patriots li difenderanno durante questo ennesimo assurdo confronto che ci sarà in aula durante questa sessione. Quindi ecco, in generale quello che mi sembra di capire, anche quando parliamo di commercio, di politiche internazionali, è che a volte Bruxelles continua a sovradimensionare il ruolo e lo spazio che l'Unione Europea ha oggi nel mondo, perché a volte quando guardiamo al Sud America vediamo dei paesi che ci sembrano piccolissimi. L'Uruguay è più grande di diversi paesi dell'Unione e ha molti più capi di bestiame che abitanti. Cioè, l'economia di scala che possono fare realtà come il Brasile e l'Argentina su certe produzioni è immensamente superiore al nostro, quindi non si capisce come il nostro sistema debba da un lato sovvenzionare giustamente, ci mancherebbe, certe produzioni, e dall'altro aprire i confini a chi
vive sotto regole molto differenti dalle nostre, quindi poi insomma, i cittadini lo stanno comprendendo anche grazie a certi social network che sono ancora liberi e speriamo possano esserlo a lungo, però anche su questo, anche sulla libertà di espressione ci faremo ulteriormente sentire. Certe regole che sono state trovate anche nella scorsa legislatura, che cercano di limitare il più possibile, non solo col Digital Services Act, ma anche con altre norme che sono state introdotte sulla sponsorizzazione dei post su internet, burocratizzano talmente tanto certi aspetti che i grandi social network cominciano a disinteressarsi dello stesso mercato europeo, nonostante l'Europa dica di se stessa di essere un grande mercato. Alcuni lo hanno commentato, lo hanno detto, l'Europa e Bruxelles continuano a puntare a paesi terzi, ad accordi commerciali con realtà lontane che seguono regole diverse dalle nostre, e lavora poco per far sì che nel mercato interno europeo i cittadini abbiano ancora in tasca i soldi per poter consumare, per poter spendere. E l'assenza di queste politiche, secondo me, è uno dei grandi errori. Lo ha detto Bagnai, lo hanno detto tanti economisti. Dovremmo concentrarci un po' di più sul difendere la capacità di spesa e, aggiungo, di scelta di prodotti di qualità da parte delle famiglie europee, perché altrimenti gli amici complottisti di cui parlavamo prima, che mi dicono che c'è un disegno per cui le famiglie e i lavoratori europei devono guadagnare sempre meno perché tanto potranno consumare prodotti a basso costo provenienti dal resto del mondo e i prodotti di qualità li consumeranno solo i ricconi in Europa, io fatico a contraddire chi mi dice questo. E allora io non ho altro da aggiungere, caro Marco, e al piacere di ritrovarci prossimamente. Grazie. Sì, sarà importante dopo questa settimana di voti a Strasburgo, che sono ancora non quelli decisivi, e di grandi manifestazioni, comprendere un po' se a livello politico ci sarà qualche frattura e qualche cedimento tra governi e partiti in Parlamento europeo e nei parlamenti nazionali. Ecco, sono le ultime cartucce che possiamo, fra virgolette, sparare, ovviamente fra virgolette, rispetto a una situazione che purtroppo è molto difficile. Comunque ci faremo sentire. Grazie ancora. Molto bene, grazie ancora. Noi chiudiamo qui questa puntata, ci salutiamo con Lu Colombo, Dance All Night del 1983. Domattina alle 8 la rassegna stampa col grandissimo Pier Vittorio Scimia, alle 9:35 trattabili in diretta dal garage Gasparri di Legnano, il garage dell'Alfista. Vi andremo a mostrare un motore Alfa Romeo molto interessante. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.